L'Agragas di quest'anno è croce e delizia per i tifosi biancazzurri. Malgrado la lunga imbattibilità, la squadra ristagna in terza posizione, anche se le distanze dalla vetta sono abbastanza colmabili. Purtroppo qualcosa non va per il giusto verso e mai come in questo turno contro il Castellammare aveva subito 3 reti in una sola partita. Fortunatamente è finita in parità, altrimenti si sarebbe parlato di tracollo biancazzurro che avrebbe alimentato ulteriori polemiche. Eppure qualcosa va rivisto nel gioco d'insieme, come ha giustamente osservato il tecnico Totovullo, il quale afferma: sicuramente non ci attendono gare facili e Castellammare ne è una riprova. Un'occasione persa per mantenere l'alta quota, ma siamo consapevoli dei nostri errori ed alcune cose vanno riviste e corrette. Sbagliamo troppo in avanti, non siamo cinici come desidero, ma in questo grigiore ho visto qualcosa di positivo, la forte reazione quando subiamo un po' troppo. Il nostro probabilmente è un fatto mentale e il lavoro dovrà essere fatto in questo senso. Siamo arrivati nella fase più calda della stagione e dobbiamo ritornare ad ottenere una sfilza di risultati positivi per ridurre le distanze da chi ci precede. I ragazzi sono nelle condizioni di farcela, l'orgoglio farà tutto il resto. La squadra ha iniziato proprio ieri a lavorare per preparare la sfida all'Oratorio Marineo, che di recente ha cambiato tecnico. È arrivato l'ex cargantino Pietro Tarantino e ha rafforzato la propria rosa con elementi di categoria. Lo scorso turno ha tra l'altro superato una grande campionato di Geragi ed all'Esteneto verrà per dare battaglia.